Focus. L'estate è dietro l'angolo perché il mese di giugno lì ci porta, via Roma a Cagliari, tutta un cantiere, sono state trovate anche dei resti, ma quello si sapeva della città antica. Rosario Palmieri, qual è la situazione? Cariatira. Io sinceramente mi preoccupa adesso questa scoperta, diciamo, di questi reperti archeologici e mi auguro che non creano dei disagi in generale, perché i lavori poi già sono iniziati il 27 di marzo, non vorrei che poi vengano posticipati fino nel 2024. Sta creando dei disagi non indifferenti a noi commercianti e anche al cittadino. Ecco, all'incirca 2 mesi dal via al cantiere, quali i disagi maggiori? I disagi maggiori, diciamo, in generale per il cittadino, perché è ovvio che chi ha una certa età, cose che non può arrivare con i mezzi pubblici, che ha necessità dell'auto, ha difficoltà ad arrivare qui in centro per fare delle visite. Qua abbiamo un centro, uno tra i migliori che sono in Sardegna. I problemi sono quelli, poi commercialmente, diciamo, ecco, nel suo piccolo c'è anche lei, naturalmente. Io non mi posso lamentare sinceramente, perché però molti clienti l'ho perso, quel 15-20% dei clienti che veniva, diciamo, qui al volo, quelli l'abbiamo perso. Lei prevede magari di riaverli in futuro, come hanno detto anche dal comune, diciamo, bisogna soffrire ma un domani sarà tutto più bello? Io sono scettico anche in questi lavori che stanno facendo, io mi auguro solo che ci sia molto vigilanza, non è che pensano ad abbellirla, però dopo che tu l'abbellisci questo, diciamo, il posto, si dovranno anche fare delle accortezze, tipo a mettere dei vigilanti o magari delle guardie. Prima qui in via Roma c'erano i vigili urbani che passeggiavano avanti e indietro, che tu lasci incustodito questa piazza, sono sicuro, ma lo dico con esperienza, che al 100% non sono razzista, ma ci arriveranno i delinquenti, spacceranno, faranno di tutto, ma tranquillo che poi rovinano tutto, sono sicuro al 100%. In via Roma trovata la città vecchia sotto, le mura era auspicabile, insomma si sapeva, però adesso il timore è di un rallenti e intanto da 2 mesi la strada è tutta un cantiere. Raffaele Mameli, quali preoccupazioni? Allora, abbiamo appreso anche noi questa notizia, ma ti dirò, noi non abbiamo avuto grandi problemi. Il lavoro c'è, lo stiamo facendo, i numeri sono uguali a quelli dell'anno scorso, adesso vediamo più avanti cosa succede, però ti dirò la verità che non abbiamo avuto grandi problemi sui lavori di via Roma. C'è però una sorta, diciamo, di solidarietà anche per i suoi colleghi, anche magari che non hanno ristoranti ma altre attività, che proprio sono nei portici lì a un passo dal cantiere. Sì, assolutamente sì, per loro siamo solidari anche noi, abbiamo saputo che hanno perso un 60-70% addirittura del fatturato e vediamo se il comune attua dei ristori, qualcosa, vediamo un attimo. C'è anche qualche difficoltà per i turisti comunque che iniziano già a muoversi, perché comunque un conto è scendere dalla nave e magari vedere tutta la città, un conto è scendere a vedere un cantiere. Sì, vabbè, c'è il cantiere, ma io ho visto anche molta segnaletica per i turisti, quindi ti ripeto, secondo me stanno facendo molto bene e vediamo in futuro cosa succede. Di sicuro per chi sta soffrendo però ristori? Assolutamente credo di sì, ma credo che li danno. Via Roma chiusa naturalmente per lavori, è spuntata anche la città vecchia, preoccupazione tra i commercianti. Antonio D'Urso c'ha questa ma anche altre preoccupazioni, alle spalle ciò che resta dell'edicola. Quali novità prima di tutto? Per quanto riguarda l'edicola siamo ancora fermi, perché adesso anche il comune sta aspettando una relazione tecnica da parte mia per quanto riguarda le mie proposte per il posizionamento del nuovo chiosco. Per quanto riguarda la via Roma, si doveva immaginare che ci potesse essere questo rischio di trovare reperti archeologici, anche se io personalmente pensavo che non ci fosse assolutamente nessun problema, perché se ricordiamo bene circa 20 anni fa o poco meno era stato rifatto tutto il manto stradale, qui avevano tolto tutti i basoli e riposizionati tutti, quindi evidentemente o non sono andati molto a fondo prima oppure non si erano accorti di quanto ci fosse. Sullo sfondo neanche tanto, anzi in primo piano ci sono le preoccupazioni vostre naturalmente.
per un cantiere vabbè. che va avanti, siamo a inizio estate praticamente. Come ho già detto altre volte, speriamo che comunque anche gli intoppi quando ci sono questi lavori sono sempre prevedibili, comunque speriamo che non slittino oltre una determinata data, che siano abbastanza contenuti. Lei a livello personale non c'entra niente con i lavori in via Roma, ma è in via Roma, edicola distrutta, quindi adesso c'è da attendere la relazione, poi sa già dove potrà andare, perché attualmente lei vende e riviste tutto dal cofano dell'auto. Sa poi dove potrà andare? No, è il mio obiettivo stare sempre qui, cioè a fianco al punto in cui stavo. Sicuramente non sotto la pianta, ma in piazza senz'altro. Questo è il mio auspicio. È quello